Non sia che non abbiamo sede, però c'è una sede fisica, noi non ce l'abbiamo, però sicuramente simbolica. Ma simbolica in base a che cosa? Al fatto che c'è stato tolto in teoria un deputato? No, dai, non vi è stato tolto niente, vedrete che col lavoro questa frase ve la toglierete dalla testa, che non vi è stato tolto nulla. Sì, però è quantomeno irrispettoso arrivare qua e accusare subito i mezzi di comunicazione della polemica innescata, quando comunque noi vi abbiamo dato seguito. Io non mi riferivo a voi. Io non so a chi si riferiva, però l'informazione locale comunque ha fatto tanto per promuovere questo ragazzo e per promuovere il Movimento 5 Stelle in questa città. Ieri sul giornale della Sicilia c'era una foto io e lui e di sopra la scritta terremoto politico. Questa non è disinformazione per noi. Questa magari è disinformazione, non lo so, non ho letto l'articolo e quindi non mi voglio esprimere in merito. Però comunque lei è nella città dove al Movimento 5 Stelle sono state date 3.516 preferenze. Grazie anche all'impegno di questo ragazzo, all'impegno di tutta la città, di tutta la città, ma anche di questo ragazzo che noi volevamo a Palermo. L'avrei voluto anch'io a Palermo, te lo posso assicurare. Questo mi fa piacere. C'era stato detto che oggi avremmo saputo le motivazioni delle province che si sono espresse in merito alla... No? Non è questo. Quindi non abbiamo le motivazioni delle varie province, come mai? No, le motivazioni non le abbiamo neanche noi. Noi abbiamo... Arrivando perché noi abbiamo richiesto la motivazione della votazione. Quindi stanno quando ci saranno ve li diremo. Però sicuramente le fa onore che la sua provincia si è espressa in favore del nostro candidato. Ci angastiamo, mica siamo cretini. No, questo ci è piaciuto e questo l'abbiamo apprezzato. Allora, noi veramente lo dimostreremo che il deputato di Caltanissetta non guarda solo l'orto del suo giardino. Tu vedrai che qui faremo venire per i rifiuti persone da Catania, faremo venire per l'inquinamento ambientale quelli di Palermo, quelli di Alcamo, perché abbiamo delle competenze. Io non ne capisco niente di giurismo ambientale, per cui quando vorrete fare per dire una battaglia contro l'inquinamento ambientale e andare a fare una denuncia precisa in procura, dovrà venire un giurista ambientale. Fortunatamente è stato eletto ed è uno dei nostri, deve venire lui, per cui tu vedrai gente che dice ma chi se Palermo dici bene a facca, ce lo troviamo. E sulla grande dignità con la quale questo ragazzo si è messo da parte, che diciamo? Io lo voglio candidato alle nazionali, però dico poi però io non so se gli elettori risponderanno con questa potenza con la quale hanno risposto alle regionali adesso, soprattutto gli elettori gelesi. Dobbiamo cambiare perché questa logica non deve più appartenere, non c'è la logica dell'orto, la nostra casa non deve più appartenere a nessuno. Cioè queste persone sono state elette per il bene della Sicilia, non sono eletti provinciali, sono eletti regionali, per cui devono fare il lavoro su tutta la Sicilia. Questo è un impegno che chiaramente ci stiamo prendendo, al di là dei soldi, degli stipendi e le cose, è anche un impegno lavorativo importante. Però riconosciamo il fatto che tutti onorevoli, Gela però perde il suo onorevole con 3.516 preferenze, perché lo perde, tutti onorevoli ma Gela non ha un onorevole e avrebbe potuto avere il terzo onorevole seduto in assemblea. Sì, ma una penna chissà. Un ammangovite, la reale. Tu ragioni meglio che noi c'è 50 anni. Come siamo partiti, due domande. Non mi è piaciuta solo una cosa, che tu arrivi qui in conferenza stampa e comunque attacchi i media locali che ti hanno dato seguito, importanza, ti hanno comunque dato una visibilità che sicuramente grazie al blog di Grillo avevate, grazie ai social network, però ci siamo impegnati affinché il Movimento 5 Stelle avesse il seguito che ha avuto. E ovviamente tu vieni qua, comunque sia tu non saresti stato eletto comunque, vieni qua dove c'è un ragazzo, tuo collega, attivista, che si è giocato un posto in assemblea per un ragazzo che ha 1000 voti, 1.300, insomma, 2000 voti in meno, che dici? Se tu ti fossi trovato al posto del nostro Giuseppe Lo Monaco, ecco, questa è la domanda. Io, allora, se ti devo rispondere personalmente, ti do una risposta prima personale e poi Personale, a me piace il personale, molto. personale. Allora, ti dico, personalmente potrei rimanerci male se il posto all'Ars è un posto rappresentativo, è un posto di merito, è un posto che premia, che ti premia, ma il posto all'Ars... Sicuramente 3.516 elettori ti premiano, lo volevano all'Ars. Era un voto di merito, Okay, se no non avrebbero messo preferenza, questo lo devi riconoscere. Ok, mettiamo caso che
uno dei primi progetti che uscirà dall'ARS sarà proprio rivolto a Gela. Scusami, con i fatti, se supponiamo caso succede una cosa del genere e dall'ARS esce un progetto direttamente rivolto per Gela senza che lo Monaco è all'ARS, per esempio, con i fatti tu non hai dimostrato a quei 3.500 e anche agli altri che c'è qualcosa di nuovo, c'è qualcosa di diverso, qualcosa che sta cambiando? Sicuramente. Allora, scusami, che cos'è più importante? Essere all'ARS come persona oppure rimanere nel territorio, avere i tuoi rappresentanti all'ARS, perché sono sempre 15 di noi. Guarda, io per esempio, E allora, scusami, non sono all'ARS, io non sono là dentro, sono qua, quindi sarò ancora con i cittadini, sarò a parlare con te e con le persone sul territorio, ok? A sentire le loro idee, Domani, quando io mi proporrò per sindaco o per consigliere e avrò i miei 15 referenti là dentro, capito? Il collegamento è diretto, non c'è più la territorialità, non c'è più Palermo, Caltanissetta, Gela, Mazzarino, Ha c'è la maggior ragione che Sicilia. non c'è la territorialità. Avete fatto un meet-up che invece la territorialità l'ha fatta valere tutta quanta, perché infatti è stato deciso per province, è stato deciso per comuni. Cosa risponde a questa cosa? Voi siete contro la territorialità, poi però si sono espresse delle province ben precise, con una votazione ben precisa, notevolmente territoriale. Certo. E vi fa onore che Caltanissetta sicuramente si è espressa nel senso del nostro deputato. Ci fa onore che 15 del Movimento 5 Stelle sono all'ARS, credimi, è una cosa facile che lo so. Acquisiremo col tempo. No, perché vedi, fare parte di un progetto così innovativo ti dà anche gioia, ti dà entusiasmo. Io ho fatto una campagna elettorale con gioia e con entusiasmo e parla di questi tempi, vedere piangere da una parte le persone perché non arrivano a fine mese, perché muoiono di fame, e tu invece che provi entusiasmo a fare campagna elettorale, e io sono la prima mia esperienza di campagna elettorale, non ho mai fatto campagna elettorale, non ho mai presentato una candidatura alle regionali, però scusa, se noi ci sganciamo dalla logica che è anche di potere, perché essere all'ARS che cos'è? Ti dà potere, allora premia quei 3.500 elettori che ti hanno votato, però indipendentemente ora da quello che andrei a fare, quei 3.500 già sono soddisfatti perché hanno ottenuto un risultato. Ma è quello il risultato? Io mi chiedo, è veramente quello il risultato? Oppure devono essere i fatti a parlare, devono essere le proposte che diventano progetti e che escono dall'ARS rivolte direttamente al territorio, alle città di tutta la regione? Un'ultima cosa, tu non pensi che a Gelesi sarebbe stato più giusto dire che per quanto Gela si fosse impegnata nell'apporto di voti non avrebbe mai avuto un deputato, vista l'ovvia visibilità mediatica di cui ha goduto Cancelleri da leader del movimento? Non solo la situazione a Caltanissetta, ma sicuramente sia tu che Valentina Botta che Lo Monaco partivate notevolmente svantaggiati dalla sua candidatura in una provincia piccola come quella di Caltanissetta, dove al massimo poteva scattare un seggio al movimento. Essere Voi siete rappresentato... stati in una posizione fragile o no? No, guarda, paradossalmente ti può sembrare strano, ma da Nisseno parlo, essere rappresentato da Giancarlo Cancelleri è per me un motivo enorme di soddisfazione, perché E allora perché ti eri candidato? mi ero candidato perché io comunque dovevo fare la mia parte, capito? La tua parte potevi farla da attivista. No, quando ce la metti la faccia devi essere pronto a farla in qualsiasi tipo di condizione, anche da deputato regionale. Infatti molti mi hanno detto, venivano da me come te, mi dicevano, ma scusa, ma non ti stai bruciando? Perché? Perché si pensa a un discorso di carriera e di potere, sempre là andiamo. No, invece ti devi sganciare da queste logiche. Mettendoci la faccia significa oggi mi candido questo, domani mi candido anche alle politiche se sono pronto, se ce lo voglio, e lo devi essere in 24 ore, in 48 ore, non devi prendere un mese, un'aspettativa, devi essere subito pronto ad agire. Tu pensi che adesso Gela non si sentirà notevolmente danneggiata e dunque non risponderà allo stesso modo delle elezioni regionali alle nazionali, o pensi che risponderà in maniera identica? Io penso che Gela ora ha una possibilità, ora penso che Gela ha un'opportunità e deve solo stare un pochettino in guardia, deve controllarci, perché noi ce la metteremo tutta a essere trasparenti e a essere credibili, però
però Gela deve capire che non è col voto, solo con la delega in bianco che si cambiano le cose, deve partecipare, perché uno come Giuseppe Lo Monaco è meglio, credimi, avercelo a Gela che non a Palermo. A Palermo sarebbe sempre un referente, qua lui è uno che invece si sbraccia e denuncia questo, denuncia quello, ci mette la faccia e comincerà a prendersi querele e comincerà a denunciare, capito? Infatti tu sai che nel sito del comune Giuseppe che cosa fa, che cosa... Sì, lavora bene, proprio per questo non... Bene, allora dove ti conviene tenertelo? Qua a Gela o a Palermo? A noi ci conveniva Palermo, Mirko. Occupatevi di notizie. Ora, la notizia, quella che secondo me dovrete attenzionare, quella dei rimborsi elettorali, è la notizia... No, la notizia importante è che Giuseppe Lo Monaco ha fatto una campagna elettorale per la prima volta mettendoci 50 euro. Io pure, non è andata a vuoto. I suoi voti sono andati persi, ok, hanno contribuito a fare scattare il seggio. Ma stai scherzando? Tu oggi sei venuta qua a parlare del Movimento 5 Stelle, a parlare di Giuseppe Lo Monaco. Tu, grazie a te e alla notizia domani che farai uscire sul giornale. Quindi Mirko Bognanni ringrazia i mezzi di comunicazione, i giornalisti locali. Quando fanno dell'informazione, no, allora, quando l'informazione è informazione e non è destabilizzazione di un colore, di un partito, allora quella io la condivido, altrimenti altrimenti non la condivido e non la guardo e non la chiudo, capito? Se rimanete ancorati pure voi alla carta stampata, da voi mi aspetto anche i quotidiani web, no? Infatti io... Siccome poco fa mi riportavate un articolo di carta stampata, io ti voglio leggere. Io ormai il mio canale informativo rimane la rete, io mi informo in rete, infatti in Sicilia i quotidiani, Giornale della Sicilia e qualche un altro, ma massimo arriviamo 4, non è quella la pluri-informazione che io voglio, che mi aspetto, e non a caso siamo il 61esimo paese per libertà di informazione in Italia. Dimmelo tu perché siamo il 61esimo paese. Io, il mio nome e il mio cognome sono arrivati pure in Giappone, lo sapevi tu? No, non lo sapevo, perché? Pure nello Street Journal a New York e pure nel paese, perché tutto il mondo si è interessato alle elezioni regionali siciliane. Ci interesseremo anche noi su visionidioggi.it, ci segui? Quando, che lo date? No, è un quotidiano sul web. Allora, trovi qualcosa come 20 articoli al giorno. Certo, tu mi devi dare la penna però, eh? Poi, come ne procuro un'altra? Grazie a Mirko Ciao, Bognanni. grazie a te. Con quanti voti? 1727 voti, che per essere la prima volta a candidata a Mazzarino, perché tu sei di Mazzarino, vero? Mazzarino, Sì, vero. quindi, capito? Io sono Rosa Battaglia.